salutiamo. Quest'anno conferiremo il premio alla presenza del sindaco Tonino Rani, l'assessore alla cultura Gianni Simula. C'è? Non ci siamo. Gianni, vieni Gianni. Intanto il presidente Piero Simula prende il premio. Il premio è un dittale in argento realizzato da Nanni Rocca, qui presente, che salutiamo. Ora con i Tirese e di Gavoi, o di Gavoi e i Tirese, tutte e due. Intanto un po'. No, il sindaco lo consegna, leggeremo poi la motivazione. Il premio quest'anno viene conferito a Ignazio Sanna di Stellantis, che non lo sapeva. Ti lascio gustare l'emozione e leggiamo la motivazione del premio. Premio Manos de Oro a Ignazio Sanna Pancello per il pluriennale impegno nella confezione e restauro di abiti e indumenti tradizionali della Sardegna. Il signor Sanna ha sempre manifestato una generosa disponibilità a collaborare, anche con semplici consulenze e consigli, con singoli appassionati ed associazioni culturali e folcloriche, diffondendo il gusto e l'idea del far bene il costume. L'opera del signor Sanna, sempre mossa da amore, passione, pazienza, capacità, gusto e modestia, si distingue per i risultati di alto livello ottenuti, dati da un'accuratissima scelta di materiali e tessuti, ottime finiture, taglio perfetto e per l'aderenza ai modelli originali. Tale meticolosa fedeltà lo ha fatto definire sarto alchimista. Visto che sono già commosso, quindi le lacrime non mi mancano, prima a pranzo mi hai fatto una domanda. Mi hai detto come mai mi sono accostato a questo campo. Mia madre è di Desulo, è rimasta orfana che aveva 2 anni, di madre e 4 di padre. Arrivò all'incirca 18 anni e si dovette vendere il costume per farsi il corredo. Quindi, spinto da questa rivendicare, appunto, riappropriarmi di quel costume dovuto vendere per miseria. È da lì che è scaturita, appunto, la mia passione per i costumi, e oggi mi avete fatto veramente commuovere. Grazie.
Grazie ancora a te Ignazio, grazie a tutti voi, vedremo poi veramente chi non le conosce già, insomma, Ignazio alla mostra. Concludiamo con il saluto del nostro assessore alla cultura Gianni Simula. Velocissimo, così andiamo a vedere le cose belle.